la prima innamorata, Maria Maria, Lusinga mia, di la testa uscì, dimmela ancora, però non me la sa. Bello studietto, prima siamo andati all'hard rock, ma l'hard rock non era in funzione, fanno solo i karaoke, l'hard rock di Bali sto parlando. Bali, non Bari, Bali, Indonesia. È praticamente uno studio bellissimo, tutti i pacchi, tipo chitarra, Jimi Hendrix, cosa, Lumacelli. scarpe di Madonna, in vetrina. E quindi siamo andati in un altro studio, che era uno studio più piccolissimo, più piccolino, di un balinese. Infatti ho avuto tutto sulla mail. Così abbiamo fatto veramente Un buon lavoro, un ottimo lavoro. un ottimo lavoro, anche molto... Di solito a Bali non è che capiscono subito al volo le cose. Invece nella musica, vedi, come vedi, il linguaggio della musica è un linguaggio universale dove non si può essere ritardati. Ecco. O si è o non si è. O si fa o non si fa. Vado a fare il caffè. Dunque io ho avuto, diciamo, l'opportunità di essere invitata in questo disco e parlo di opportunità perché la canzone che mi è stata proposta è una delle canzoni più belle che io amo della canzone napoletana ed è Lusinga, penso scritta da Nino Taranto. Ed è una canzone che amava anche una persona che a me piaceva molto, ma a me come a tutto il mondo, ed è parlo di Massimo Troisi. E quindi io, diciamo, ogni volta che canto questa canzone spero che lui l'ascolti e che ne godi di come io la interpreto. E oltre ad essere una canzone bellissima che parla appunto di questo qua che... cioè di uno, insomma, dell'innamorato che dice anche se tu non mi ami fai finta di amarmi, anche se i tuoi baci li hai dati a un altro o a un'altra tu non fa niente, però lusingami perché io senza il tuo amore non potrò più vivere. E quindi molto bella perché lui lusingandola probabilmente la ama nel lusingarla solamente. E quindi insomma sono stata contenta, poi Luigi mi ha tempestato di telefonate fino in Indonesia e perché le mail arrivavano, non arrivava perché ho dovuto mettere la voce da fuori perché ahimè sono partita perché devo fare il festival del cinema a Manila. Comunque vabbè, ovviamente con le tecnologie di oggi non c'è problema e quindi abbiamo fatto questa cosa via email. Forse sarà sfuggire chi ne stende